Buon pomeriggio eretici, bentornati con la dinastia ottomana, con a capo Murad I in questo momento, 41 anni signori, bello come il sole, è un comandante aggressivo, un capo diretto, pigro cioè barra idiota, è un al-Jaja, non so lei, Hashaj, non ho idea di cosa sia, comunque no, un pellegrinaggio, è uno che ha fatto un pellegrinaggio, bene, un poeta. Giusto, ambizioso, fiducioso, moderato, umile e un po' stressato. Perché stressato? Perché ragazzi, negli ultimi episodi abbiamo dichiarato guerra a tutti i nostri vicini e le guerre, pur essendo molto rischiose, le abbiamo vinte. Quindi, bene così. Dobbiamo continuare su questa scia finché il nostro esercito ce lo permette. Perché vedete ragazzi, noi abbiamo finito da poco delle guerre per chiudere il nostro territorio. Però adesso abbiamo un dilemma. Chi attacchiamo? Cosa facciamo? Allora, prima di tutto mandiamo avanti un po', ma non troppo, il tempo. Questo perché? Perché nel frattempo vi parlo. Allora, c'è uno scacchiere, anzi no, blocco perché non voglio perdermi una roba. Quindi questo è lo scacchiere intorno a noi. Bisanzio l'abbiamo appena attaccato e comunque abbiamo bisogno di rinforzare un po' le nostre truppe perché non è che sono proprio messe benissimo. Quindi Bisanzio non lo attacchiamo. Allora, pur essendo... Qui c'è Milano, ragazzi. Non so perché ci sia... A Tebe c'è Milano. Va bene, ok. Allora, avevo pensato all'inizio di attaccare il signore della Sicilia, Re Pietro il Tormentatore, che è già il nome, perché mi sembrava una guerra abbastanza semplice. Tra l'altro potevo fare appunto la guerra santa per prendere le isole dell'Egeo. Però in realtà poi mi sono guardato un po' attorno e ho visto che... allora, da questa parte qui praticamente è impossibile. La Bulgaria ha 8000 truppe, ragazzi. Non so questa donna qua come fa a avere quasi 9000. Cioè, vabbè, è fortissima. Quindi assolutamente Bulgaria non possiamo farla. La parte islamica, ragazzi, è meglio lasciarla stare perché sono veramente enormi. Cioè, guardate, rispetto a noi ovviamente non ce la facciamo. Questi non riesco, porca miseria, a vassalizzarli, vedete? Perché se io faccio dichiara guerra, obbliga vassalizzazione, ma non ho abbastanza prestigio per poterlo fare. E quindi ce lo dobbiamo guadagnare sto prestigio qua. Loro, sì, potrei attaccarli, ma dovrei strappargli pezzo per pezzo. Io onestamente di star lì a strappare pezzo per pezzo, adesso come adesso, non mi interessa. Non è una cosa che voglio fare. Anzi, visto che ci sono... Lui lo mando a... no, a fabbricare una rivendicazione per questo territorio qua. E poi magari ce la fabbrica anche per tutto il resto, non lo so. Quello che voglio fare, allora, ho visto che i nostri amici qua, ex amici mi sa, perché non siamo più... esatto, sono in guerra, tra l'altro sono messi male ragazzi. Perché andiamo a vedere, questo ragazzino qua, poraccio, ha 3 guerre in corso. Vabbè, non andiamo a vedere con chi. Quella che ci interessa a noi è questa, cioè la Georgia, che che non è musulmana, è ortodossa. È l'unico territorio ortodosso nella Musulmania. Sta attaccando con una guerra santa l'Ortokid, cioè praticamente il giardino dei bambini. E cosa posso fare io? Guardate, se io faccio dichiara guerra e guerra santa per Tao, questa parte qui piccola, con un colpo solo mi prendo i territori di Georgia e vado a difendere questi, piuttosto che magari entrare in difesa con lui. Quindi ragazzi, io a questo punto la vado a fare. Tra l'altro noi abbiamo anche gli alleati a nord, quindi che entrare in Georgia, cioè un attimo, loro confinano. Quindi io direi che facciamo questo attacco, ci prendiamo questi territori lontani con l'idea poi di unirli, tutti questi qua. L'idea è facciamoci prestigio, facciamo il prestigio, per prendere poi anche questi come vassalli e vediamo poi di unirli in un futuro. Vedremo. Niente, bentornati e mo iniziamo subito. Cioè per la finita una guerra partiamo subito con un'altra guerra. Signori, l'ambizione di Murad I è veramente smisurata. Allora, andiamo a fare la guerra per Tao. Abbiamo anche i nostri alleati, quindi inviamo. E ormai la cazzata l'abbiamo fatta. Attenzione, si è mangiato tutto un pezzo il maledetto. Meglio, così quando lo faremo vassallo ci prenderemo anche quel pezzo qua. Ottimo. Allora, andiamo a chiamare alle armi il nostro socio Fritz.
E noi tiriamo su tutte le leve che abbiamo. Che adesso non sono poche, Non sono poche. Internamente non siamo messi benissimo come accettazione da parte del consiglio. Ma perché? Perché ho tanti territori. Volevo lasciare un po' mio figlio, però adesso è ancora un po' deboluccio. Quindi vediamo. E intanto qua gli emeniamo, ragazzi, gli emeniamo. Orthokid deve rimanere perché mi deve fare da barriera contro questi musulmani. Quindi deve rimanermi. Bene, intanto la popolazione sta risalendo pian piano dopo la peste. Pensate ancora alla peste che dà problematiche da me. Incredibile. Un strascico proprio della peste. Attenzione, contro chi sono questi in guerra? Contro la guerra santa. Li ha chiamati? No, non riesco a capire perché sono nostri nemici. No, non sono nostri nemici. Cosa sta succedendo? Fatemi vedere. Lui si difende. Non ho ben capito. Vabbè, adesso vediamo. Non credo siano i nostri nemici. Non sembra. Però, boh. Vabbè. Adesso vediamo. Allora, mettiamo lui, che ha 14. Vado io. E ok. 14, 13. Tra l'altro, io sono comandante del centro. Quindi, in realtà, ho fatto una cavolatina. Perché al centro ci devo stare io. E infatti, guardate, sono andato automaticamente al centro. Metagioco, ragazzi, metagioco. Nel senso che gioco a metà. Allora, dai, uniamo sti esercito. Che dobbiamo andare a fare il culetto al nostro amico Fritz. Di qua come siamo messi? Ok, 2000. Dove vanno? Dove vanno? Che giro fanno? Ah, wow, 2000 più. Vabbè, un po' esercito, un po' c'è. Un po' c'è. Ok, ce l'abbiamo tutto noi e andiamo. Andiamo a vedere un po'. Ok. Vediamo un po'. Dai. Aumentiamo la velocità. Allora, mio figlio deve mostrare più ambizione, ragazzi. Anche se sarà qualcosa probabilmente contro di noi. Però assolutamente ambizioso. No, è diventato pulito e pensieroso. Vabbè. Attenzione, cosa succede qua? Ci attaccano. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Li andiamo a prendere? Non lo so però, 100 di fanteria. Guardate che vinciamo. La vinciamo questa guerra qua. Non si sono accorti. A meno che non arrivino loro. Perfetto. Ragazzi, non ho fatto niente, ho vinto la guerra. Allora, guardate, 63%. Attenzione. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, ho fatto il vescovo. Abbiamo... Aspettate, fermiamo tutto perché qua è un casino. Allora. Allora, potrei... Wow, questo qua è bellissimo. Potrei declamare dei versi contro di lui. Interessante. Se io lo libero, no, se io lo riscatto, quanto mi danno? 25, non mi cambia la vita 25. Quindi facciamo, declamiamo dei versi, vediamo. Poiché sei un poeta tanto esperto, il vescovo Mizuyaki è il tuo prigioniero, potresti punire lui declamando a lui delle terribili poesie. Viene liberato dalla prigionia. L'opinione è meno 15. Ma oddio. Allora, vediamo un attimo. È forte in qualcosa questo? No. Potrei guadagnare 25 di oro, però mi servono, no. Facciamo, dai, facciamo. Non l'ho mai fatto. Lo facciamo. Mi sarà macchiato per sempre. Wow, trattiene il tratto pazzo. Incredibile. Bellissima questa meccanica. Quindi il vescovo Miyazaki è costretto a passare un'intera ora ad ascoltare un bambino che recita una delle tue poesie più atroci. Non solo questo giovane imbecille è privo di qualsiasi capacità retorica, ma ti sei assicurato che questa poesia fosse particolarmente banale. Molto interessante, quindi li faccio diventare pazzi. Bellissima. Sapete che non l'avevo mai fatto, ragazzi. Tutte le ore che ho passato su questo gioco non le avevo mai fatte. Bellissima. Andiamo a prenderci Tao. Stiamo attenti a dove andiamo qua, perché ho paura che mi freghino. Certo che il morale, ragazzi, non è proprio dei migliori, però vabbè. Abbiamo ottenuto una vittoria. Ok, l'importante è che Tao sia sulle montagne, perché così
Ah, guardate qua, c'è l'altro esercito che sta sulle montagne. No, non andiamo a attaccarlo. Andiamo a prenderci Tao. Allora, la storia è una materia che ti ha sempre interessato e hai trascorso le ultime settimane a studiare le campagne di Alessandro Magno. C'è molto da imparare sulle sue campagne nelle terre d'Oriente. Assolutamente sì. Quindi ottengo studioso di strategia. Quindi competenze militari più 1. Benissimo, ottimo. Che in guerra direi che è ottima. Stiamo qua in attesa, perfetto. Mia moglie ha un altro, è incinta, perfetto. Sto aspettando che arrivi il mio amico Fritz. Cosa sta succedendo qua? Perché vedo tutti questi movimenti? Perché sarà in guerra con qualcuno. Mizzega, ha voglia, altro che con qualcuno. Un sacco di gente, va bene. Quando hai tempo, ragazzo, vuoi venire qua? Io ti attendo. Qui intanto montagne, no, sempre montagne. Pianure. Teniamo un piccolo svantaggio, però no. Stiamo qua. So che se si unisse a questo sarebbe un problema per me, però non voglio sprecare troppe risorse. Tanto scendiamo di 4. Eccoci qua, dovrebbero arrivare teoricamente. E ci prendiamo anche il Tau. E aspettiamo di fare un po' di guerra qui. Qui l'ho attaccato in un momento... Cioè l'ho chiamato a me in un momento sbagliato. Intanto conquistiamo Tao. Bene. Bene, bene. Abbiamo preso il castello. Come siamo messi a morale, ragazzi? Non sembrerebbe buono. Allora, mia moglie... No, no, voglio che sia trattata bene. Quindi perdo 10 oro, ma la voglio trattare bene perché il bambino che porta in grembo mi interessa. Ok, quindi lo zio qua ha ereditato. Ok, sono io l'erede, quindi potrei farlo fuori, ma non mi interessa. Ho già 300 miliardi di altre cose. No, non mandiamo lui, ma mandiamo lui. Lui che sarà il mio... Ok, Timaru. Ok. Attenzione, guardate che batosta. Bene, le prendono, le prendono. Ottimo, ottimo. Conquistiamoci questa regione. Voci di traditori al soldo degli assedianti hanno eroso il morale dei difensori. Perfetto. Andiamo avanti. Dai ragazzi che vinco anche questa guerra santa. Poi arrivo 1000 di prestigio e attacco questi qua. Eccola, è nata mia figlia. Bene, dai, sono contento. Va bene, dai, una figlia, va bene. Allora, le diamo come educazione il Galateo. E come precettore no, gli diamo... Non voglio essere io. Voglio che sia... Adesso... No, adesso sono io, sì. Voglio che sia invece... mio vassallo però meno 100. Lui no, non mi piace. Voglio che sia mia cortigiana. Mio gran visir. Gli scoccio le scatole. Dandogli lei, no. Cavoli, 26. Bellissimo questo personaggio. Gli diamo lei. Come precettrice. Ah, ragazzi, alta, 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 alta. Obbligazione dei vassalli. Posso dargli borghesia che voglio che mi paghi di più. Sì. Bene. Bene, 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 bene. Bene, bene, bene. Andiamo a guadagnare di più. Allora, poi penso di piacere a Sennaz. Sennaz è ambiziosa, superba, fiduciosa, avida. Gentile, 13 di guerra. Non è appropriato, farò la mia mossa. Ho 42 anni, lei ne ha 23. Ah, 23, anche una bella donna sembra. Fiduciosa. Io che caratteristiche ho? Sono fiducioso, moderato, umile. Beh, però non c'è scritto che io non possa farla. Ma sì, facciamo la nostra mossa. La mossa del leone.
È bello essere un sultano. Ma sì, ma bombiamocela. Ah, queste gonne. Allora, qui abbiamo recluta leve dei vassalli. Possiamo reclutarne altre. Fatemi vedere. Ok, queste qua. Andiamo a reclutare qui. Le portiamo a noi. Benissimo ragazzi, guardate, siamo già a 98%. Perfetto. Adesso ancora un assedio. Dominio troppo vasto, sì, lo so. Allora ragazzi, se tiro giù questa è vinta. È vinta. Proviamo. No, si fermano loro. Allora ci fermiamo anche noi. Bene. Un altro figlio. Benissimo. Ok. Guardate, questo esercito qui non so di chi sia. Ah, loro. Ok. Ci stanno regalando delle emozioni perché stanno asfaltando i nemici al posto nostro. Bene. E noi non perdiamo nessuna truppa. Perfetto. Perfetto. Tanto arrivano i nostri rinforzi. Perfetto. Dai, dai ragazzi. Dai che facciamo... Cosa stiamo catturando? Una diocesi. Sì, sì, questa la radiamo al suolo. Molto bene, quindi il mio figlio ottiene, che adesso è cresciuto, ha 16 anni, e ottiene il tratto soldato tenace. Ottimo, ottimo, ottimo. Lui dovrebbe andare o sulla moderazione o giustizia. Ok, quindi... Moderazione, no, moderazione in realtà io preferisco giustizia. Perfetto ragazzi, è giusto. Guardate qua che bello, mi piace. Mi piace. E gli voglio dare anche questa terra qua. Cos'è che è? Laodicea. Quindi concedi un titolo terriero. Laodicea, adesso lo troverò mai. Laodicea, Lao. Dove sta? No, se no scusate, la regione è Al-Ashir. Al-Ashir, sì. Allora, vediamo se la trovo sotto questo nome. Al-Ashir, eccolo qua. Gli diamo questa. Quindi andiamo lui, così lo rafforziamo e noi guadagniamo delle amicizie con i nostri regnanti. Cioè i nostri, scusate, sudditi. Invia dono. No, ho troppi soldi. Tu tanto morirai a breve. Ok. Dai, concludiamo questa guerra. Ok, qui intanto sono arrivate tutte le truppe. Fatemi vedere se riesco a ottenere un po' di più. No, mica tanto. Perfetto, fermi. Abbiamo vinto la guerra, ragazzi. Questa è stata facilissima. Mamma mia, signori. Mamma mia, mamma mia. Signori, che spettacolo. Sciogli unità. Che spettacolo, ragazzi. Gli ottomani si espandono e prendono questa parte della Georgia. E tra l'altro, esatto, hanno iniziato una conversione. Bellissimo. Adesso ci sarà da ridere per capire. Vabbè. Ok, sono 3 diversi qui. Quindi abbiamo preso proprio i nostri vassalli. Ok, allora iniziamo a mandare il nostro vescovo a fare proselitismo. Vediamo un attimo da noi come siamo messi. Abbastanza bene, dai. Allora, mandiamoli. Fai proseliti qua. Andiamo qua, in questa regione devastata dalla guerra. Tu... No, tu ti devi sposare. Tu ti devi sposare per forza, è un ortodosso. Io voglio che tu ti sposi. Perché devi fare figli. E ti cedo. E ti cedo. Allora, lei no. Ti cedo lei. No, non vuole. Non vuole. Maledetto. E tu invece come sei messo? Anche tu. No, anche tu devi fare figli. Vediamo se tu accetti. Meno tu. No, non accetta. Non accetta probabilmente per la religione.
Intanto il prestigio ci è salito a 629, scusate. Che non è tanto, però vabbè, non è neanche poco. Rallentiamo un po' il tempo per capire. Guardate qua quante leve che ci devono dare i vassalli, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, io vi aiuterei anche, però penso di avervi già aiutato abbastanza. Infatti non posso. Posso obbligare la vassalizzazione, ragazzi. Posso obbligarlo. Quante truppe ha? 2300. Ragazzi, c'ha 2300 truppe, lo attacchiamo. Lo attacchiamo in 4-4-8, ragazzi. In 4-4-8, ragazzi, facciamo un altro. No, non me lo fa fare perché. No, non ho. Non ho abbastanza maledizione. Non ho abbastanza prestigio. Ah, ci avevo sperato per un attimo. Propone il vassallaggio, no. Dichiara guerra, rivendica. Allora, posso rivendicare questa terra. Ma io vorrei obbligare la vassalizzazione, ma non posso perché non ho abbastanza prestigio. Però comunque ci siamo presi una bella fetta, un bel pezzettino ce la siamo presi. Ti rinforzi sempre di più, ti sforzi sempre più di essere umile, ma mai dimenticare le tue radici, i tuoi antenati. Ci sono molte lezioni nel passato che sono ancora utili oggi. Non lo dimenticherò. Bene. Bene, la decadenza, ragazzi, è a 0, cioè incredibile. Il nostro regnante è veramente qualcosa di eccezionale. Mio figlio è un vassallo potente. È arrabbiato perché non fa parte del consiglio. Allora lo facciamo, lo rendiamo parte del consiglio. Allora, non facciamolo arrabbiare. Lui è forte in cosa? Ah, il militare. Ma oddio, il mio maresciallo. Vabbè che il mio maresciallo c'ha 13. Non vuole neanche essere consigliere. Allora, nominiamo mio figlio come maresciallo. Quindi si occuperà lui della parte dell'esercito. Bene. Allora, nomina. Qui abbiamo un vassallo potente che è ortodosso, però. Ma fa schifo questo. Non posso dargli accumula tesori. Mia moglie. Vassallo 13. Beh, tanto lui morirà prima o poi. E l'imam invece no, lo teniamo qua. Attenzione, sono una minaccia. Quindi sono una minaccia, perciò. Ah, cavolo, è il 5%. Quindi devo stare attento alle prossime espansioni. No, allora ragazzi, diamo una fermata. Perché mi sto espandendo troppo. I miei nemici. Organizzo una competizione di Fusiaia. Che sarà. Esatto, sarà una roba militare. Un giro militare. No, allora. È che consumo troppo d'oro. Possiamo far valere le nostre vendicazioni. Rivendica Licia. Allora, Licia è questa qua. Però no. Aspettiamo che la guerra finisca. So che è un controsenso, però devo fare così. Magari creiamo dei titoli, dai. Allora, 3 vendicazioni deboli. No, scusate, ho sbagliato. Ah, questa vediamo, ne vendica Navarra. Ma come Navarra? Perché dovrei rivendicare Navarra? Come faccio a rivendicare Navarra? Com'è possibile? E l'altro è invece... Rivendica Siswatsan. Cos'è? Qua? Ma vabbè, non mi interessa allora. Adesso voglio fare queste qua. Voglio creare il ducato di Anatolia, di Tracesia, oppure di Bucellaria. Allora, potrei crearlo e poi darlo in mano a mio figlio. Però no, creiamo e... fatemi vedere. Izmit e... Ah, queste due zone qua. Ma sì, io lo creerei a questo punto. Anche perché mi sembra che la creazione mi dia prestigio. Esatto. Mi farà ottenere 200 di prestigio, ragazzi. Anche se spendo un casino. Lo creiamo. Perfetto. Ora sarò chi sarà chi sarà il gestore qua? Sono ancora io? Mi sa di sì. Però questo dovrebbe aver migliorato le relazioni con i miei vassalli. Ah, oddio.
Neanche tanto, a dir la verità. Ragazzi, sono quasi a 1000. Se io adesso attaccassi... Qua non mi fa... però qua ho paura della minaccia, ragazzi, perché sono a un 5%. Però se io riuscissi ad arrivare a 1000 con questo prestigio, mi vado a prendere... Ho ancora un po' di anni, che ho 43 anni. Mi vado a prendere come vassallo tutto questo, ragazzi. E vado a unire proprio. Perfetto, ho un figlio bastardo che si chiama... Curbu... Curboga. Vabbè. Maraduglu. Va bene, ok. Lo posso riconoscere come mio o disconoscere il bambino. No, e lo voglio riconoscere come mio perché me ne assumo la responsabilità. Tu sarai un ottimo... un ottimo uomo di... Tu sarai un ottimo uomo per il mantenimento di tutto questo regno che ho creato. Ragazzi, Murad I sembrava uno sfigato, eppure, guardate qua. Allora, poi tua madre, io vorrei sposarmela in realtà. Chiedi di lasciare la corre... Rompi... No? Combino matrimoni. Forse combino matrimoni devo fare con me. Aia, perdo 200 di prestigio. No, non posso... No. Non posso farmela, cioè giocarmela così. Devo aspettare. Intanto qua la guerra è finita. Sì, guardate quante guerre è dentro quest'uomo. Ah, One li ha attaccati qua. Ok, adesso ho capito. Devo espandermi, ragazzi, perché qua devo riuscire a prendere questi tre. Questi tre qui, il nucleo di questi tre, perché i nostri nemici sono belli tosti. Tra l'altro, non so se avete visto, ma prima l'impero Marri, questo qua islamico, i Mammelucchi, hanno attaccato, hanno fatto una guerra santa per prendere questa parte di Grecia. Ok, va bene, di Creta. Va bene, va bene. Metà Creta, guerra santa. Vabbè, ok. Ok. Allora, tu ti devi sposare, eh? Ok, tu sei già sposato. Ok, perfetto. Vediamo lei com'è. Fragile. Sì, però mi dava... Mi dava dei vantaggi. Adesso non mi ricordo perché l'avevo, però mi dava dei vantaggi. Mi raccomando, tanti figli. Allora, potrei creare dei titoli. Cacchio, bilancio mensile però è bassino, Porca miseria. Il bilancio mensile è bassino. È bassino, va bene. Allora, Gran Visir Bey Sehinsa sta facendo un lavoro superbo. Sta avendo problemi con una città e un castello in Burse. E io naturalmente ho mandato il mio Gran Visir per cercare di incrementare il rapporto tra noi e loro. Ma da dove dovrei iniziare? La città o il castello? No, partiamo dalla città. Sì. Ragazzi, grandi conquiste, devo dire veramente, sono veramente contento. Peccato non poter fare questa cacchio di roba. Ah, tra l'altro è andata via bene, è andata via la minaccia di espansione. Le mie truppe come sono messe? 3100, però ne ho tante, guardate i vassalli quante me ne possono dare. Ha istituito la legge amministrazione della fine dell'epoca feudale. Ok, va bene. Io qua devo... Anche questa dovrei fare. Illegale. Però vabbè, adesso non la voglio fare. Per ora. Ah, il mio Gran Visir ha aumentato i suoi possedimenti,
Ok, perfetto, bene. Dovrò diventare il più forte, quindi potrebbero seguire alcune mie indicazioni nella sono più esperta della guerra. Chi è lui? Mio cortigiano. Ali, iracondo e crudele. Sì, diventa iracondo e lo addestriamo alla guerra. Però io, perché devo essere io il precettore? Mi assegno un tutto. Ma sì, no, dai, faccio io il precettore, fa niente. Capo delle spie ancora non crepa. E l'imam è bello, bello lungo da andare via. Allora, fatemi vedere. Lui è in guerra con chi adesso? Si stanno attaccando fra di loro. Male. Male, 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 perché è un problema. Un problema, un problema. È un problema. Allora, fatemi vedere una... Ah, questo da solo? Eh sì, Comprato per uccidere. Perché? Sì, 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 sì. Questo si è guadagnato la libertà. Peccato che io non posso prendermelo, se no me lo sarei mangiato volentieri. Ok. Niente, adesso non posso ancora. Vediamo se posso aumentare in qualche modo il mio prestigio. No, qui vado ad aumentare la pietà. Qui la pietà. Potrei cercare un fabbro, però poi spenderei uno sproposito in denaro, ragazzi. Spenderei uno sproposito. Piuttosto che un altro titolo, ma non so se posso, vediamo. Questo no. Questo no. Questo no. Allora, ci starebbe anche chiedere un prestito agli ebrei. Fare un titolo, con il titolo poi attaccare, prendere e vassallizzare. Però la rendita, insomma, non è proprio che sia il top. Amastris prospera. Ok, allora, io darei a mio figlio anche Sardis. Sperando che mio figlio non si ribelli contro di me. Però, secondo me... No, stavo facendo una roba, ma... Licenza consiglio tetrotteriero. Allora, vediamo. Sardis. Sardis. E abbasserà la tua minaccia dello 0. Fatemi vedere se c'è qualcos'altro posso dargli, ma... Ah, se no, vedete, posso dargli questa carica qua. Però... Eric di Sardis, secondo me, è migliore. Quante truppe vado a perdere? 121. Leva totale. Non mi sembra una grande perdita, onestamente. Allora, cediamogliela, dai, vediamo. Allora, io adesso ho... Allora, fatemi vedere una cosa, scusate, sempre per quanto riguarda questo. Diplomazia dominio troppo vasto, meno 60, vedete? Però troppi ducati controllati, meno 10. Ok. Quindi io al mio Gran Visir potrei dirgli... Io gli darei quasi quasi un ducato. Allora, prima di tutto gli offriamo il patto di non aggressione. Allora, posso rivendicarla? Assolutamente sì, però... Ok, 30 d'oro, va bene. 30 d'oro. Ah, cacchio, però perdo 150 di prestigio. Allora, però io già posso attaccarlo, quindi in realtà... No, lasciamo perdere allora. Grazie per il lavoro svolto, ma torna a governare.
E poi tu, a te do, allora, a te, mio fedele amico. Io alla fine sono fiducioso. Poi lui ha sposato anche mia nipote, quindi io gli do. Potrei però in un futuro... potrebbe in un futuro essere compromettente dargli il ducato, però, vabbè. Glielo diamo, gli diamo Izmit. Però vado a perdere 2 contee dopo, no? Perché in realtà i castelli sono miei. Quindi teoricamente le truppe rimangono ancora a me. Teoricamente, va, proviamo, dai. Gli diamo, vediamo questa cavolata qua. Lo abbiamo nominato, perfetto. Quindi il mio Gran Visir è... ok, dominio troppo vasto. Fatemi vedere le mie truppe. No, sono rimaste invariate, perfetto, giusto. E a mio figlio do anche Sardis. Io spero di non aver fatto una cazzata adesso, dando troppo potere a queste persone, però. Gli do anche Sardis, quindi mi fa un fronte compatto con queste. Tanto lui mi adora, 100 ragazzi. Quindi... e facendo così però, dando i territori in giro, dovrei aumentare anche il volere degli altri. Esatto, perché è un meno 50. Desidera il controllo di città di Cado. Va bene. Direi che ci siamo qua. Ci siamo. Poi sicuramente al fratellastro. Bene, un altro figlio, benissimo. Bene, bene, bene. Ok, perfetto. Tra l'altro tutti legittimi, quindi perfetto. Mia moglie avrà da ridire. Fatemi vedere. Sì, non è che sia proprio contentissima. Cerchiamo di farla cadere in amore rispetto a me. Le mie truppe sono... sì, ho perso 100 uomini, va bene. Però ne ho guadagnati... qua comunque sono 5.000, quindi non sono pochi. Dovrei creare proprio un altro titolo, ragazzi, che non ho soldi, porca miseria. Quanto ci vuole? Non puoi mettere 156, non sono tanto lontano, da guadagnare 156. Perché ragazzi poi attacco qua e unisco tutti i territori. Cioè sarebbe una roba spaziale poterlo fare. Qua potrei attaccare per prendermi un territorio. Tra l'altro quale mi converrebbe questo perché è il più ricco. Potrei anche farlo. Faccio una mini guerra intanto che attendo. Così mi sale il prestigio. Vediamo, dai, dai, va bene. Allora facciamo, dichiariamo guerra. Dichiariamo guerra per questo territorio. Abbiamo anche l'alleato, quindi dichiariamo guerra e chiamiamo il nostro alleato, che non è questo, ma è questo signore qua. No, non è questo signore qua, è questo qua. E qua tiriamo sulle leve e vediamo se la strategia funziona, ragazzi. Perché se funziona la strategia, qua si snowballa e ci si diverte. Noi intanto ci vediamo al prossimo gameplay, perché questo è durato fin troppo, e vedremo se il nostro sovrano riuscirà a prendere anche questa parte qua, cioè unire tutta questa parte qui e poi anche questa qua. Comunque Murad I, ragazzi, è stato proprio un sovrano perfetto per i nostri ottomani. Non c'è niente da fare. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, mi raccomando non mancate l'appuntamento. Bella!